Muoversi in città nell'era digitale, uno slogan che si cala in una realtà in continuo divenire. È sempre più smart infatti il nostro uso dei mezzi pubblici, ma anche di percorsi fatti in auto, in moto, in bici o a piedi. Una relazione stretta e dalla parte del cittadino. Mobilità e mondo del digitale hanno in comune il fatto che possano essere valutati per la qualità del servizio e credo che il digitale stia diventando sempre di più un fattore di qualità, sia perché consente ai cittadini di esprimere un giudizio sulla qualità del servizio, sia perché può rendere più veloci e più accessibili le procedure per acquisire servizi e anche per gestire i servizi da parte dell'amministrazione. Non è certo molto digitale la nostra Italia, è tra i fanalini di coda in Europa. Il Veneto sta decisamente meglio. La città di Padova, universitaria per vocazione, fa la differenza. Padova sicuramente ha la forza del proprio mondo universitario che fa la differenza. Questi 60-70 mila studenti, oggi c'è una grande digitalizzazione. Non solo, ma l'università stessa oggi propone in remoto la formazione spesso per gli stessi studenti, quindi ci sono casi di eccellenza di tutti i tipi e questo ci favorisce, però il resto della macchina pubblica e anche delle nostre imprese, penso all'impresa 4.0, ha molto da far strada. Una giornata per lavorare su dati ed esperienze che avrà un seguito in autunno. Con l'osservatorio ci sarà un appuntamento a settembre dove verranno appunto distribuiti e restituiti tutti i dati di analisi.